Le persone di San Lorenzo della Costa sono molto legate alla festa patronale, un momento di festa civile e religiosa in cui la parrocchia sulle alture di Santa Margherita Ligure si anima, con tanti impegnati tra sagra, fuochi e le celebrazioni religiose naturalmente. È una bella festa facciamo e comunque sono contento di abitare qua, ecco. Abbiamo fatto ieri il concerto di campane, quest'anno sono 25 anni che tutti gli anni veniamo qui a suonare, sia per la novena che per la vigilia che per la festa. C'è anche chi arriva da fuori, alcuni perché originari o legati a San Lorenzo, altri perché turisti. Come mai qui alla festa di San Lorenzo della Costa Santa Margherita Ligure? Perché abbiamo degli amici, questo, e poi ci abitavo. Siamo originari della Romania ma viviamo in Francia. Why you are here in San Lorenzo Santa Margherita? Siamo qui in vacanza, abbiamo saputo che c'era la festa ed è stato fantastico. Nel giorno della solennità il vescovo di Chiavari ha presieduto la messa domenicale. Durante l'omelia ha citato l'esempio di San Lorenzo nel suo mettere al primo posto l'altro rispetto ai beni terreni, l'importanza della condivisione, l'unico modo per possedere veramente le cose e non esserne posseduti. Poi i rischi dell'avarizia, la necessità di mettersi al servizio degli altri per essere davvero discepoli e fare quello che è nella natura di ogni essere umano. Di essere discepoli che custodiscono e si impegnano ad estendere il regno di Dio, vivendo la condivisione, vivendo il servizio, per essere felici non solo dopo, ma già di qua. Nell'occasione il vescovo ha annunciato ai presenti che Don Valerio Traverso, da amministratore parrocchiale di San Lorenzo della Costa, ne diventa parroco. Non cambieranno i suoi compiti e le sue responsabilità, ma si tratta di una nomina che dà più stabilità al suo incarico. In questo tempo Monsignor De Vasini spiega di aver verificato se fosse compatibile per lui assumere stabilmente anche questo nuovo incarico, alla luce del suo impegno di parroco nella vicina San Siro.